arrivas. Buongiorno Italia, è un lunedì 6 aprile. Ti dirò che con la paura che ci mettono anche ormai fare il giro al CP sta diventando un po' un'impresa della serie. Se lì veramente che dentro di te pensi ma sta circolando nell'aria, no, sta roba, sto coronavirus sto parlando, sì, perché i video, se tu arrivi dal futuro, sono stati girati durante l'emergenza coronavirus, o perlomeno questo qua. Povero cane, mi fa pena, accidenti. Ed è inutile nascondere che questa situazione mi fa un po'... Ciao! Sì, esatto, come qualcuno ricorda, dai primi di aprile c'è stato l'obbligo di indossare la mascherina e i guanti per entrare nei supermercati. Io ora devo andare al supermercato, ma soprattutto mi sposto perché, come sai, ti ricordi, no, delle puntate precedenti, dovevo fare GPL. Adesso è ora. Per quanto io Italia possa essere in regola e con la coscienza a posto, comunque c'è sempre un po' di timore, no? Perché sì, qua in zona magari mi conoscono, però spostandoci per andare a fare il GPL, che saranno tipo un 4 km, ok? Che ne sai che magari non trovi qualcun altro che non ti conosce, che ne so, che ti fa storie. Mi sento tipo un rapporto sessuale degli anni 90. Ah, aspetta, probabilmente dirai Singano, ma perché i guanti? Domanda intelligente. Perché devo andare a fare il GPL prima, come ti ho detto, no? E quindi toccare il bancomat. Me li metto in anticipo, cioè non è che arrivo là, scendo, tipo mi aspetta che mi metto i guanti, la mascherina e tutto quanto, hai capito? Mi metto in anticipo, così sono già pronto. Oh, e speriamo che stavolta sia aperto, perché ti ricordi che adesso tengono aperto solo la mattina, che non ci siano nuove cose, Perché il pensiero è sempre che faccia strano vedere un camper. Comunque la polizia mi ha appena sorpassato e posti di blocco non ne ho mai visti, quindi se mi ha appena sorpassato e no, aspetta, devo girare di là, e non mi ha fermato, significa che insomma probabilmente mi conoscevano anche loro. Poi Italia, se è chiuso anche adesso, per assurdo, che è un lunedì mattina, non so proprio che cacchio fare. Chiamerò le forze dell'ordine, gli spiego la situazione, gli dico che cacchio faccio, cosa c'è di aperto, dove vado. No, falso allarme, ok, è aperto, è tutto a posto, bene Italia. Beh, ovviamente i guanti, una volta terminata un'operazione diciamo a rischio, tipo quella di toccare un bancomat, vanno buttati via, altrimenti che senso ha? Cioè tocchi un qualcosa che può essere infetto e dopo continui a toccare le tue cose dentro casa, dentro l'auto, hai capito? Non ha alcun senso. Altra cosa intelligente e ovvia da fare è prenderli, no, dal bordo e arrotolarli, no, come un condom, hai capito? In modo tale da non venire a contatto con la parte esterna. Direi che panico in giro ne hanno messo a sufficienza. Ah, bene, dai. Ok, questa è la spesa con un po' di buon senso. Per assurdo dentro c'era una signora che aveva solo 2 sacchetti di terriccio, ok? Ci rendiamo conto Italia? Ok. Quindi cosa rompiamo tanto le palle, no? Con controlli all'entrata. Obbligo di entrare col carrello, che dopo uno si è comprato 2 sacchetti di terriccio. E ora cosa serve il carrello? Poi l'Italia. Sì, ho fatto anche la spesa per l'Alessia, cioè voglio dire, per quanto siamo fidanzati ma comunque abbiamo 2 case diverse, no? Cioè io vivo in camper, lei ha la sua casa, quindi vedi, quando uno deve andare a fare la spesa chiede a un altro, no? Parente, vicino, eccetera, ti serve che ti faccio la spesa, ok? Sai. Ciao cane.
Cioè no, non voglio fare il vecchio polemico, no? Però vedi, che senso ha vietare l'ingresso se non hai il carrello? Ma giustamente, insomma, perché se no uno va a fare le spese del cazzo. Però poi entri col carrello anche magari quello grande, no? Hai capito? Perché ci sono due tipi di carrello. C'è quello piccolo che ho usato io, che ho strariempito, piccolo, normale, e c'è quello grande, no? E la signora no, col carrello grande, però con 2 sacchetti di terriccio, da 5 kg l'uno. Vabbè, oh. Potevo mettermi al parco quello bello, quello col canale, no? Non quello dove c'è il comune del wifi, quello grande direi te, sì, però è troppo distante da Alessia, ok? Cioè non è per un discorso di distanza, che ci posso arrivare benissimo tipo con longboard elettrico, ma è che se ti fermano effettivamente è troppo, ma giustamente, insomma, ecco, io sto rispettando i 200 metri e basta. Mi dispiace per il cane, perché io capisco la situazione, insomma, hai capito, mi adatto, seppur malvolentieri, cioè nel senso malvolentieri, comunque è un sacrificio, no? Ma il cane, poretto, che era abituato a fare tutti i suoi bei giretti, però CP quasi, visto che la spiaggia, vabbè, non ce l'abbiamo a 200 metri, sarà 300, però vabbè, un giretto in spiaggia secondo me. Il fatto che ho vari appartamenti vuoti, guarda che roba, è una bella pacca forte anche per il turismo, ma soprattutto, cioè non tanto per gli alberghi, quelle cose lì che insomma soldini ne hanno, per i poveri negozianti, i poretti, che tra affitti esorbitanti, tasse e tutto quello che ci va dietro, poretti come cacchio fanno? Non è più neanche il discorso di ridimensionare lo stile di vita, perché loro poretti hanno altre spese che sono appunto la merce rimasta da pagare e debitucci vari legati all'attività, ma insomma è normale. Che poi, conoscendo com'è l'Italia, adesso vabbè, non parlo con dati certi ovviamente, però sicuramente, cioè, ci sarà gente che gli dà in affitto le attività, i negozietti, no? E a sti qua poretti che non possono pagarli, non sono aperti, quindi non fanno funzionare l'attività, ma gli faranno pagare di sicuro l'affitto in ogni caso, hai capito? Quindi sti qua, vedi Italia, uno dei miei sogni segreti, no? È stare davanti con pulmin a chi ha firmato la stesura di tutti i dorsi artificiali in una strada piena di dorsi artificiali. Mamma mia, gli faccio fare i 0,3 all'ora. 17 e 17 i GPL, però aspetta, siamo curiosi, occhio, tac, vedi, 3 di 4, cioè lui parte già subito con 3 di 4. Beh, è strano fare la spesa, perché vedi, di solito io spendo 18-20 euro, adesso sempre sopra i 40. Calma, con ciò non voglio dire che i prezzi al Lidl sono aumentati, non mi pare almeno, ma bensì che appunto strutturando la spesa in questa maniera si acquista molto di più, insomma, ecco. A parte che vabbè, ho preso anche roba per l'Alessia, perché tipo gli Scottex, le tisane, la roba per i gatti, quindi insomma vabbè. Singano dente d'oro dell'Ungheria, un piatto dei tuoi fagioli che vuoi che sia. Non ti piace CP? Mia madre ha detto Singano finirai, e adesso che sono Singano ha vinto lei. Tonto toro ton toro ton ton toro toro ton. Il CP non vuole essere disturbato. Cara, che bella morbidosa che sei tanto morbidosa sei te. Oh, siccome ho preso la carta igienica XXXXXL e dentro qua in bagno insomma non ce ne sta più, approfitto che è pronta pappa di CP, così CP scende e la metto sotto la sua cuccia che c'è spazio. Pappe di Emi, facciamo pappe di Emi, pappe di Emi. via, veloci, tac. Mamma mia, guarda, poi l'avevo appena spolverato ieri, roba da matti. Eccola, vedi, perfetto, perché tanto ne ho tipo 6-7 rotoli lì in bagno, e quindi quando serve, quando sono finiti, riprendo 6-7 rotoli da qua, no? E ci sta ancora spazio, però lascio un po' di aria per le batterie, per l'aerazione.